Raffiche di vento violente come una tromba d'aria, paura e danni in tutta la pedemontana, decine di interventi a San Zenone degli Ezzelini, albero cade su un furgone, autista vivo per miracolo. Grave infortunio a Sernaglia della Battaglia, 27enne di Conegliano schiacciato da un macchinario in un mobilificio, il giovane in gravissime condizioni. Ladri in azione a Breda di Piave, in pieno giorno, razziati denaro e gioielli, anche le fedi della nonna morta, la rabbia dei residenti, abbiamo paura, ci sentiamo abbandonati. Tassi spaventosi per i correntisti debitori dell'ex Veneto Banca, lo denuncia dell'associazione Don Torta, lettera in arrivo da parte di Banca Intesa. A 2 mesi dall'inizio del mistero di Cornuda trasformatosi in delitto, la comunità chiede chiarezza su quanto accaduto, vogliamo sapere la verità su chi ha ucciso Sofia, dice il sindaco. Iniziata a Oderzo la distribuzione dei bidoni per la raccolta porta a porta che prenderà il via il 1° marzo, ultimo comune della Marca a adottare il sistema. Siamo andati a sentire i cittadini. Un abbonamento annuale con agevolazioni e sconti per visitare musei e opere d'arte. Casugana pensa a una carta Treviso, l'annuncio del Presidente della Commissione Cultura oggi a ore 13. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con gli attimi di paura vissuti nel pomeriggio con le violentissime raffiche di vento che hanno interessato tutta la pedemontana, con raffiche di vento forti come se si trattasse di una sorta di tromba d'aria, e a San Zenone degli Ezzelini si è sfiorata la tragedia quando un albero si è abbattuto su un furgone, l'autista ne è uscito vivo per miracolo. Tanta paura e solo qualche lieve contusione, salvo per miracolo, lo si può proprio dire, l'autista di questo furgoncino colpito in pieno nel primo pomeriggio da un grosso albero caduto a causa del forte vento nella zona sopra Castello a San Zenone degli Ezzelini. Un vento straordinario, non siamo abituati, ma comunque c'è stato qualche problema. Una scena terribile che ha fatto pensare al peggio, ma quando i soccorritori del SUEM e i vigili del fuoco sono giunti sul posto, fortunatamente hanno potuto constatare che l'uomo al volante era sano e salvo e non è stato necessario trasportarlo all'ospedale. Pompieri al lavoro per tutto il pomeriggio nella zona della pedemontana del Grappa a causa delle violente folate di vento che soffiava a 50-60 km/h e che hanno abbattuto piante, pali della luce del telefono, danni anche a 2 canne fumarie. Da Resana a Cornuda, da Volpago a Colle Umberto, ma anche a Treviso, diverse le chiamate al 115. Le zone più colpite Fonte, appunto San Zenone, soprattutto nella zona proprio di Sopracastello. Un vento straordinario, non siamo abituati, ma comunque c'è stato qualche problema. Sempre nella stessa zona sono cadute altre piante sulla strada, ma già i proprietari sono intervenuti per fare la pulizia. Abbiamo avuto qui sulle scuole del centro del capoluogo delle piante che erano pericolanti, le abbiamo transennate, però non c'è stato nessun danno. La stessa cosa è successa in via Gobba, una pianta di una famiglia è andata sulla strada. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Paura sì, perché qualche lamiera che volava a destra e a sinistra, qualche ramo eccetera, però non sono successe cose particolari. Ed è in fin di vita un 27enne di Conegliano, un operaio che è rimasto schiacciato da un macchinario all'interno di un mobilificio a Sernaglia della Battaglia, ennesimo infortunio sul lavoro, appunto le sue condizioni sono molto gravi. Gravissimo incidente sul lavoro in un mobilificio di via Busche, a Sernaglia della Battaglia, con un operaio 27enne di Conegliano che ora sta lottando per la vita dopo essere rimasto schiacciato al torace e al collo da una macchina rifilatrice. Il 27enne stava appunto rifilando alcuni pannelli di truciolato quando il macchinario lo avrebbe imbrigliato dopo il tentativo dell'operaio di togliere un pannello rimasto a sua volta incastrato in catena di montaggio. L'incidente questa mattina poco dopo le 10. Il 27enne, subito soccorso dagli infermieri del SUEM 118, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso di Treviso. Ora, ricoverato in terapia intensiva, è, come detto, in fin di vita. Sul posto intervenuti i carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal. E allora torniamo a parlare di un caso tornato alla ribalta in questi giorni e che sta facendo discutere ovviamente tutti e non solo
nella Marca Trevigiana, ovvero il caso del professore indagato per aver intrattenuto conversazione a sfondo sessuale con scambio di foto osè con una sua studentessa. Ebbene, il professore nega tutte le accuse nei suoi confronti, ma il legale della ragazza ribadisce quelle accuse non sono chiacchiere da bar. Evidentemente, se un giudice si è pronunciato in quel modo, significa che nel fascicolo delle indagini preliminari c'è del materiale che non è una chiacchiera da bar. Così l'avvocato difensore della studentessa in risposta alle parole pronunciate dal professore del liceo Duca degli Abruzzi sotto indagine per atti sessuali con minorenne. Secondo l'insegnante ed i suoi legali, infatti, le foto osè e i messaggini a sfondo sessuale scambiati con la 17enne via WhatsApp non sarebbero mai esistiti, adombrando la possibilità che tutto sia partito da voci maligne circolate sul suo conto. Il negare i fatti può rientrare in una strategia difensiva e quindi non replico a quello. Questa ultima invece mette in dubbio la buona fede e l'onestà della ragazza che io assisto, è un'affermazione molto grave. Conversazioni via chat che l'insegnante potrebbe aver intrattenuto anche con altre studentesse, al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi sul tavolo anche quella di buoni voti in cambio di foto, ma non nel caso della 17enne, sostiene il suo legale. Nessuna delle conversazioni intrattenute con il suo professore fa minimamente cenno al suo rendimento scolastico. È stata una sua, una cedevolezza al fascino, evidentemente, di questo soggetto che ha abusato delle sue funzioni, del suo ruolo. Intanto a scuola, al Duca degli Abruzzi, i ragazzi si interrogano. Sì, era un professore bravo, comunque ci avevano detto delle ottime cose su di lui. Io l'ho avuto per 2 mesi, quindi con noi è sempre stato professionale e non ha mai avuto atteggiamenti inappropriati con noi. Abbiamo parlato anche oggi in classe con il nostro professore di inglese riguardo a sto fatto. Non penso sia una cosa normale che accade tutti i giorni, una cosa pietosa veramente. Era bravo, scriveva anche libri, era una persona anche considerata, insomma. Ora c'è da sperare soltanto che non si crei troppo scandalo all'interno della scuola e che tutti si rendano conto che alla fine quello che è il parere che passa e deve passare e che comunque sono questioni molto enfatizzate. E ancora la cronaca giudiziaria con gli abusi che avrebbe subito una bambina da parte dello zio. Una vicenda, se confermata, orribile. Da una parte una bambina di 8 anni, dall'altra lo zio della piccola che avrebbe abusato di lei. È stata la stessa vittima a raccontare tutto ai genitori che una volta superato lo shock hanno denunciato ai carabinieri la vicenda. I militari hanno così dato il via alle indagini. Il tutto si sarebbe consumato nel 2016. Lo zio doveva occuparsi della piccola ed è durante quegli incontri che l'avrebbe molestata. La bambina è stata ascoltata da una psicologa che ha ritenuto la sua versione credibile. L'uomo è stato accusato di violenza sessuale aggravata perché commessa ai danni di una bambina e il prossimo marzo sarà davanti al GUP. Il presunto orco è stato iscritto nel registro degli indagati anche per un'altra vicenda. Avrebbe infatti tentato di avvicinare per strada delle minorenni per poi molestarle. E allora la questione sicurezza, l'allarme sicurezza, ladri in azione a Breda di Piave, razziata una abitazione in pieno giorno. E ora i residenti di quella zona, Pero di Breda di Piave, si dicono molto preoccupati e c'è anche rabbia perché si sentono abbandonati. Le fedi della madre e della nonna decedute, 2 oggetti dal grande valore affettivo che nessuno potrà mai restituire ad una coppia di Pero di Breda di Piave vittima dell'ennesimo furto in casa. I ladri sono entrati in azione ieri pomeriggio in via Giorgio Lapira tra le 17:30 quando il capofamiglia è uscito e le 18:15 quando la moglie è rientrata. I coniugi sono ancora sotto shock, non hanno la forza per raccontare quanto accaduto. Lo fa per loro una vicina che si trovava nella sua abitazione pochi minuti prima del furto e che è stata subito avvertita. Non mi sono accorta di nulla, non ho visto nulla, probabilmente loro erano nascosti da qualche parte, hanno atteso anche che mi allontanassi io, hanno atteso che uscissero di casa, che il signore uscisse di casa per poi entrare da una delle imposte forzandola. Una volta all'interno i malviventi hanno messo a soqquadro ogni stanza portando con sé oggetti in oro e denaro facili da occultare nelle tasche. Quando la padrona di casa è rientrata faticata ad aprire la porta, i ladri avevano inserito una chiave per avere il tempo di scappare. Quando la donna è riuscita ad entrare, lo shock. La devastazione e la mancanza di rispetto per quanto era riposto nei cassetti o negli armadi, anche cose che non avrebbero dovuto all'apparenza toccare, le hanno comunque gettate a terra. Perché?
I coniugi, vittime del colpo, hanno fatto la conta di quanto portato via e hanno sporto denuncia ai carabinieri. Oggi sono sconvolti, amareggiati e soprattutto hanno paura, come l'abbiamo noi. L'emozione trapela dalla voce di questa signora scossa, come gli altri vicini, per quanto accaduto. Sapere che ti possono entrare in casa quando anche hai piccoli è brutto. E oggi abbiamo paura, non ci sentiamo tranquilli, soprattutto perché siamo famiglie con bambini. Noi abbiamo scelto quel quartiere perché è un quartiere tranquillo, tutto di famiglie, bambini che si conoscono, che giocano insieme. Noi ci sentiamo abbandonati, non meritiamo di essere lasciati a noi stessi e di vivere nella paura. Allora parliamo dell'ex Popolari Venete, criteri di accesso, modalità di erogazione, entità dei rimborsi del fondo di ristoro per le vittime dei reati bancari. Sono stati questi i temi al centro di un incontro importante che si è svolto nel pomeriggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze tra il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta e i rappresentanti delle associazioni unite per il fondo, coordinamento al quale aderiscono Adiconsum, Adusbef, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Ezzelino da Onara, Federconsumatori Veneto, Lega Consumatori e Unione Nazionale Consumatori. I partecipanti hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà rendere attuativo questo fondo, un fondo che prevede, lo ricordiamo, una dotazione di 100 milioni di euro in 4 anni e che sarà finanziato attraverso il Fondo Interbancario di Garanzia e il Fondo dei Conti Dormienti. Questa è la buona notizia. Poi da Montebelluna e da un'altra associazione, l'associazione Don Torta, arriva invece una spina nel fianco, un allarme attraverso una lettera. Sentiamo. Questa è la comunicazione che sta arrivando a quei risparmiatori che sono debitori nei confronti di Banca Intesa per finanziamenti ottenuti quando ancora c'erano le nostre banche. I tassi sono spaventosi, stanno veramente facendo male a delle persone che già sono indebolite e stanno soffrendo. Da questo documento cosa si evince? 22,070 di tasso di interesse su un meccanismo di computo complesso, però quando la gente vede 22 perde il seme della ragione. Dallo sbigottimento alla rabbia, sono in molti i correntisti che si sono rivolti increduli al coordinamento Don Torta, perché in questi giorni gli è stata recapitata una lettera della Banca Intesa San Paolo che li ha gettati nello sconforto più assoluto. Quanti si sono rivolti a voi, alla vostra associazione? In 3 giorni almeno 30 persone hanno chiamato. Ieri avevamo giornata di incontro con le persone presso il centro del primo soccorso, si sono presentate 3 persone in lacrime, 3 anziani in lacrime, è una situazione davvero toccante. Cosa vi chiedono? Di fare qualcosa per impedire che la banca si appropri della loro casa. Come andrà a finire? Non lo sappiamo perché non abbiamo un interlocutore. Persone che hanno perso ingenti somme di denaro si ritrovano con debiti e interessi che non riescono a pagare. Famiglie che con le spese non riescono ad arrivare a fine mese. Un'ingiustizia per Don Torta, che oggi si è recato in visita all'uomo che dalla notte di Natale ha deciso di accamparsi con la sua auto sotto la ex sede di Veneto Banca. Per il parroco 73enne è una visita di solidarietà. Ma non c'è giustizia, c'è veramente barbarie qui. Lei con chi è arrabbiato soprattutto? Io sono arrabbiato con l'impostazione malefica di una economia fondata soltanto sul profitto, di un liberalismo che ha ridotto l'uomo a diventare una rotella di una macchina per far soldi, soldi per i potenti, soldi per i ricchi, soldi per coloro che sono impuniti e che quindi sono in giro per il mondo belli come il sole e la gente a inarsi la vita dentro le case. La responsabilità di chi è? La responsabilità è di coloro che hanno truffato i banchieri e di un governo che ha permesso una cosa di questo genere, sapendo che la Banca d'Italia, la Consob o altro sapevano da tempo che sotto c'erano delle cose che dovevano essere denunciate. Da Montebelluna a Cornuda per tornare alla cronaca, perché sono passati 2 mesi dall'inizio di quello che è stato chiamato, ribattezzato il giallo di Cornuda, poi rivelatosi un efferato omicidio e ancora non c'è la certezza su chi ha ucciso la povera Sofia. Allora è un'intera comunità, quella di Cornuda, che oggi chiede agli inquirenti di avere la verità. A 2 mesi di distanza dalla tragica scomparsa di Sofia, sono in molti a chiedere che venga fatta chiarezza sull'omicidio della povera 43enne.
Un omicidio senza ancora un colpevole. Sì, pensavamo anche noi che dopo il ritrovamento del cadavere ci fosse comunque una conclusione di questo caso, invece notiamo che ancora ci sono molti dubbi sulle dinamiche che hanno portato all'omicidio di Sofia. Un caso aperto che attanaglia 2 famiglie, i genitori e la sorella di Pascal e la mamma di Sofia, almeno finché non vi sarà certezza su chi ha barbaramente ucciso la donna. Ieri la madre, arrivata giorni fa da Kiev, accompagnata dal suo legale e dal suo ex marito, si è recata in procura a Treviso per incontrare il sostituto procuratore Giulio Caprarola. Pochi minuti, durante i quali Valentina Sidas ha chiesto in lacrime che venga al più presto detta la verità su chi ha ucciso la sua Sofia. Per i legali della famiglia di Pascal, i dubbi sul coinvolgimento dell'uomo sono tanti, per loro c'è un assassino ancora in libertà. Dubbi che potrebbero essere forse dipanati con l'approfondimento tecnico da parte dei RIS sulle tracce trovate sotto le unghie della donna. Un elemento fondamentale per capire se in quei reperti vi possa essere il profilo genetico dell'omicida. Ad oggi invece solo dubbi e incertezze che scuotono l'intera comunità di Cornuda. È chiaro che da parte di tutta la popolazione si richiede che emerga una volta per tutte la verità su questo caso. A Zarobranco adesso atti vandalici a Villa Guidini ieri nella tarda serata, quando un gruppo di ignoti, dopo essere entrato scardinando il cancello d'ingresso, ha scaricato sui muri della storica dimora tutti gli estintori presenti nelle stanze. Non basta la bravata, forse un gruppo di ragazzini o sbandati sarebbe frutto di una serata alcolica, visto i resti di bottiglie anche rotte di vino e birra ritrovati dai carabinieri di Treviso. E ora verso dove si riaccendono le polemiche sul tema accoglienza migranti dopo la visita del prefetto e del vescovo all'ex caserma Zanusso domenica scorsa. Un lungo post su Facebook con il quale il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, ha ribadito e argomentato quella che è la sua posizione sul problema dell'accoglienza dei richiedenti asilo. L'occasione è stata la visita di prefetto e vescovo nell'ex caserma Zanusso, incontro al quale però la prima cittadina non è stata invitata. Polemica che il sindaco archivia subito spiegando come con Monsignori i rapporti siano ottimali. L'invito al permesso avrei dovuto averlo dalla prefettura, questo non c'è stato, questa è una scortesia istituzionale che però non mi ha creato quasi, scherzando quasi mi ha tolto dall'imbarazzo, perché andare a fare questa visita con la mia posizione che ho appena esposto e che ho sempre esposto era imbarazzante. Un imbarazzo dovuto alla diversa posizione che il sindaco non ha mai nascosto di avere sul tema dell'accoglienza. Nel post, scrive Maria Scardellato, nessuno nega che molti dei ragazzi della caserma siano brave persone, ma mi auguro che le autorità preposte stiano prendendo provvedimenti per allontanare i 10 richiedenti asilo eritrei che pochi giorni fa si sono violentemente picchiati ai giardini pubblici o i numerosi spacciatori che operano indisturbati ai giardini. Righe che hanno suscitato la reazione delle opposizioni che hanno accusato la prima cittadina di enfatizzare certi aspetti. Io non ho nessuna voglia che qui avvenga la guerra mondiale o che ci siano le risse tra i richiedenti asilo e tra gli oppitargini, non lo voglio minimamente, e quindi io ho sempre cercato di tenere un po' di tranquillità sotto questo punto di vista, ma non vuol dire negare tutto quello che ho scritto è reale, non l'ho calcato, non mi sono inventata niente, queste cose le ho già segnalate, ho già scritto alla prefettura di quando c'era il richiedente asilo espulso dalla caserma che dormiva ai giardini, di queste problematiche ho detto vanno risolte, chiaramente ho cercato proprio di non enfatizzarle perché venissero risolte, però siccome invece che diminuire stanno aumentando questi problemi è bene dire che ci sono, e questo è un aspetto del fenomeno. Il post continua poi con il sindaco che spiega come la sua posizione non riguardi solo le persone che vengono qui per delinquere, perché ritengo, scrive, che anche chi viene per lavorare dovrebbe farlo con le normali regole dell'immigrazione. Aiutiamo una persona, questa ne chiama altre 10 e siccome non c'è nessun freno, le altre 10 non avranno la soluzione. Adesso a Treviso con un viaggio in bus decisamente agitato tra molesti, insulti e spintoni, in soccorso dei viaggiatori, la calma del conducente e soprattutto l'intervento degli agenti della polizia locale.
In 10 contro 1, il fatto ieri pomeriggio intorno alle 17. I 10 passeggeri, tutti stranieri, a bordo della corriera diretta a Treviso della MOM contro il conducente solo perché, alla richiesta di esibire i biglietti, questi si sono rifiutati di farlo, inscenando pure una protesta tra urla e spintoni e grida, molestando così la quiete non soltanto delle altre persone a bordo. Al conducente non è rimasto altro che rassegnato rimettere in moto e continuare a viaggiare. Intervenuti in suo soccorso i vigili urbani di Treviso, in servizio di controllo sul territorio con varie pattuglie, alla vista di parecchie persone decisamente su di giri che al capolinea della corriera in via Lungosile Mattei nello scendere sono state accolte, diciamo così, dagli 8 agenti della polizia locale sulla banchina pronti ad aspettarli. Identificati 10 stranieri sono stati tutti multati per aver viaggiato senza biglietto. Fra poco torneremo a Oderzo per sapere direttamente dai cittadini come sta andando, come stanno prendendo l'avvio ormai imminente della raccolta porta a porta dei rifiuti. Lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, a Oderzo dunque, dove da qualche giorno è iniziata la distribuzione dei bidoni per la raccolta differenziata porta a porta che prenderà il via il 1 marzo. È una novità per Oderzo, è l'ultimo comune ad adeguarsi a questo sistema di raccolta dei rifiuti. Ora vediamo come la stanno prendendo i cittadini di Oderzo. Prontissimo. Soddisfatto, ci vuole più pulizia, meno sporco in giro. Io sono d'accordo, io l'avrei fatto prima. Sono soddisfatti e ansiosi di partire i cittadini di Oderzo, ultimo comune ad aver messo in atto il porta a porta spinto per la raccolta dei rifiuti. Da lunedì è iniziata la consegna dei bidoni. Abbiamo suddiviso un po' le giornate in base alle frazioni, ma per lo più per suddividere un po' l'afflusso di persone. Questo non toglie che comunque qualsiasi utenza nel momento ha necessità di recarsi in una delle qualsiasi giornate previste può andare quando vuole ritirarsi i contenitori. Nel capannone in zona industriale il via vai di cittadini è continuo. Pochi minuti e si torna a casa con i propri bidoni. In qualche maniera bisogna smaltirla sta roba. È giusto insomma la differenziata? Penso che sì, certo, quello sì. Tutto ok, perfetto, vediamo la riuscita però. Portato via tutto dal garage per mettere dentro questi? Siamo preoccupati perché sicuramente i costi aumenteranno, però c'è anche il servizio. I costi nell'ambito del rifiuto domestico, l'abbiamo già dimostrato su vari fronti, non aumenterà. Ci sarà un discostamento ma di qualche euro, ma proprio nel vero senso della parola. Ci sarà tempo fino all'8 febbraio per ritirare i bidoni, poi dal 1 marzo, secondo il calendario già nelle case degli opitergini, si partirà con la raccolta porta a porta. Economia adesso, dopo una fase di stallo, parte una nuova sfida per Unioncamere del Veneto che diventa un importante punto di riferimento per tutto il territorio. Alla luce della riforma del sistema camerale che a fine 2016 ne ha modificato le funzioni, inizia una nuova fase per Unioncamere del Veneto. Punteremo a delle sinergie molto forti tra le Camere di Commercio e le Unioncamere, lavorando su due filoni specifici che sono da un lato le attività dell'Eurosportello, quindi il rafforzamento dell'attività di progettazione comunitaria portandola sempre di più sui territori, e dall'altro lato sulle funzioni associate. Abbiamo bisogno di mettere assieme delle risorse per liberare sia risorse finanziarie che di personale sui territori, e quindi Unioncamere diventerà un centro servizi su alcune attività affiancate appunto a quelle dell'Eurosportello. Un punto di riferimento per le imprese e il tessuto economico della Regione, integrativo alle funzioni già svolte dalle Camere di Commercio della Regione, che rafforza il coordinamento con la Regione e un approccio sempre più europeo per cogliere le opportunità dei fondi comunitari come risorsa per l'intero territorio. Il nuovo corso punterà sulla regionalizzazione di servizi specifici. Più sinergia tra le Camere e l'Unione regionale. Questo è un elemento molto importante perché vede con l'insediamento del nuovo segretario, essendo un segretario operativo che viene da una Camera di Commercio operativa, all'interno della struttura regionale, quale elemento coagulante e rafforzativo del ruolo di Unioncamere. Ultimo esempio che posso dare è l'accordo che abbiamo fatto con la Regione sull'internazionalizzazione e sul turismo. Questo è un elemento chiave per far sì che la Camera di Commercio, tramite Unioncamere del Veneto, sia protagonista dell'economia, sia quello strumento per arrivare alla Comunità Europea, per portare a casa finanziamenti. Nel 2016 Unioncamere Veneto è stata accanto a 30.000 imprese, coinvolgendone oltre 3.000 in progetti e convenzioni e 1 migliaio in formazione, eventi e convegni.
Torniamo in città, torniamo a Treviso, una Treviso che si sta preparando al rush finale, come sappiamo, in queste settimane per la sfida del traguardo della nomina, della elezione a Capitale della Cultura 2020. Sappiamo che Treviso è nella short list delle 10 candidate. Ebbene, Casugana pensa a un abbonamento annuale con agevolazioni e sconti per visitare musei e opere d'arte in futuro. Una carta Treviso, chiamiamola così. L'annuncio l'ha dato il presidente della Commissione Cultura, nonché consigliere comunale Sossio Vitale, oggi nella trasmissione Ore 13. Sentiamo le sue parole. Questa idea, insomma, che lancia un po' da qui una carta Treviso, come potrebbe essere strutturata? Semplicemente una sorta di abbonamento che può avere un costo irrisorio per quanto riguarda i residenti, un pochino più sostenuto per quanto riguarda i residenti nella provincia di Treviso, in modo tale che gli consenta di visitare tutto il patrimonio storico che abbiamo. Noi abbiamo una città che è bellissima, quando passeggi per Treviso diciamo sempre è un museo a cielo aperto. Noi pensiamo che ci sia la necessità di dare l'opportunità e soprattutto la conoscenza, perché secondo me tanti trevigiani non conoscono, di accedere a tutti i siti, diciamo, del comune e anche dei privati. E quindi ci sarebbero degli sconti, come sarebbero delle agevolazioni? Anche in forma gratuita certe fasce, bisogna semplicemente lo stiamo tarando sulle fasce di età e economiche, quindi è un abbonamento annuale, voglio dire, noi così la stiamo pensando, un abbonamento annuale per i residenti, eccetera. Questo dunque le parole di Sossio Vitale, oggi a ore 13. Vi ricordo, lo dico all'antenna, siamo in chiusura. Il nostro servizio, la nostra rubrica per segnalare i servizi, i disservizi della vostra zona, del vostro quartiere o del vostro comune, lo spazio dedicato a voi, redazione @antena3.it, per scrivere una mail e indicare, descrivere qual è il disservizio, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Adesso vediamo la programmazione di Antenna 3, fra pochissimo 20:10, ospiti in studio di Ferdinando Avarino, Simone Scarabel, Movimento 5 Stelle, e c'è da parlare ovviamente delle parlamentari in corso in queste ore per decidere i candidati alle politiche del Movimento 5 Stelle, poi Nicola Finco della Lega Nord. Questa sera poi a seguire di 20:10 c'è la Zanzega, come ogni mercoledì, anteprima del film Resina con un cast stellare, come osservare le stelle della volta celeste d'inverno, il cammino della ragazza brasiliana che ha attraversato tutto il Veneto a piedi, Lele Marcassa sui ponteggi di restauro all'interno della Basilica di San Marco, la musica di Ivo e degli Happy Days e gastronomia, vino e come sempre tanto altro alla Zanzega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Alta pressione sulle nostre regioni e dunque tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 18 gennaio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con locali ma innocui addensamenti. Temperature massime comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo sarà asciutto e stabile su tutti i settori, non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra -3 e 1 grado circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione, sarà una giornata caratterizzata dal sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque, qualche addensamento e locali nevicate a 500-600 metri sui confini alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 10 gradi, i valori minimi tra -1 e 1 grado.
Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti moderati sud-occidentali lungo le coste e da ovest al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.